Siano comodi, prego. Avvocati presenti, buonasera. Avvocato Di Napoli, l'avvocatessa Valenti, l'avvocatessa Dionisi, l'avvocato Arcifa. No. Avvocato Celi, l'avvocato Libera, l'avvocatessa Danna, l'avvocatessa Caltabiano, l'avvocato Curcuruto, l'avvocatessa Viscuso e l'avvocato Catania. Chi prende la parola? Presidente, mi consente un attimo. Presidente, a nome credo di tutti i colleghi, ma credo anche a nome della Corte, a nome dei pubblici ministeri, degli imputati, delle famiglie, credo che è grave il fatto che queste udienze debbono iniziare a un'ora così tarda per colpa certamente non di nessuno di noi presenti qui in quest'Aula. È giusto, giustissimo che le udienze vengano sospese per dare la possibilità a tutti coloro i quali siamo in quest'Aula di poter riposare, di poter pranzare. Quindi è un diritto sacrosanto principalmente per i detenuti che già soffrono della privazione della libertà. Però credo che è impossibile tollerare il fatto che la direzione del carcere non si attrezzi per far sì che poi le persone che sono lì ricoverate poi ritornino in aula in tempo per poter celebrare il processo, che noi avvocati eravamo presenti qui all'orario che ella ha disposto. E allora non vorrei che si celasse dietro questi fatti che noi rileviamo per come accadono degli ostruzionismi da parte di altre autorità amministrative. Io elevo formale protesta, quindi, certamente a nome di tutti i colleghi del foro, auspicando che i pubblici ministeri e la Corte si associno a questa mia formale protesta, e chiedo che la Corte disponga di conseguenza con tutti i poteri che ha per far sì che venga messo a conoscenza personalmente l'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, che è anche Ministro di Grazia e Giustizia pro tempore, e chiedo che anche i mass media, sempre solerti nel pubblicare in prima pagina quando una persona è indagata o è arrestata, facciano sapere attraverso i mezzi di informazione a chi di dovere che a Catania, in quest'aula bunker di Bicocca, dove si cerca di celebrare con lo sforzo di tutti questo processo, ciò è reso difficoltoso da apparati amministrativi che nulla hanno a che vedere con la Corte, con i tribunali, con i giudici. Grazie e le chiedo scusa. Il pubblico ministero vuole interferire sul problema? Credo che sia augurio di tutti che nelle prossime udienze il ritmo possa essere più celere. Credo d'altra parte che alcune formalità debbano essere compiute e in qualche modo qualcheduno, tutti noi o qualcuno di noi deve fare uno sforzo perché rinunzi a qualche cosa nei limiti del tollerabile. Io credo quindi che bisognerebbe, sono d'accordo con il richiedere alla direzione del carcere una maggiore speditezza, ovviamente però non possiamo interferire su quelle che sono attività di altri organi. Grazie. Io devo intanto escludere che si possa pensare a ostruzionismi di sorta per quanto riguarda la gestione del processo, anche perché mi si dice che il ritardo è determinato dalla necessità di applicare una norma regolamentare per quanto riguarda la perquisizione degli imputati che debbono essere trasferiti dal carcere a questa Aula, e che è stata determinata anche da fatti particolari che si sono verificati. Tuttavia devo rilevare che non è possibile che un'udienza in programma per le ore 16, così come risulta dal verbale dell'udienza antimeridiana, debba cominciare alle ore 19, che
chiaramente c'è qualcosa che non funziona e siccome penso che non possa essere attribuito questo non funzionamento alla organizzazione della casa circondariale, dispongo che stralcio del verbale sia trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia per quanto di sua competenza, perché si adoperi che sia eliminato l'inconveniente, pure nel rispetto di quello che è il diritto degli imputati di essere trattati secondo quanto dispongono le norme relative al trattamento appunto degli imputati detenuti. Dopodiché cominciamo con l'escussione di chi dobbiamo chiamare. Vuole richiamare questi qua? Avanti, sì. Sì. Come detenuto, come uomo e come unità di popolo, quando avete asserito voi altri rafforzo io. Il discorso è questo qua. Per venire qua, giustamente, dobbiamo fare la coda e dobbiamo venire 4 alla volta perché ancora si continua lo spogliarello. È una cosa che veramente è frustrante, caro signor Presidente, in quanto fin quanto fosse stata una cosa alternata, una volta ogni 15-20 giorni, giustamente per un controllo giusto, ma questo fatto di tortura, violenza di 4 volte al giorno non solo disturba il nostro essere, disturba quella che è la nostra carcerazione, disturba, a me mi disturba, divento pazzo. Guardi, per quanto riguarda queste sue dichiarazioni, sono state già trasmesse a chi di dovere. Sì. Perché la parte del verbale che le conteneva dell'udienza in cui lei ha parlato per la prima volta è stata già trasmessa al Ministero. Però ancora non si può e ancora continua, è inutile però, che non c'è una cosa, giustamente lo facciamo. L'ho detto l'altra volta, lo ripeto ora. Dobbiamo affrontare il problema in maniera più globale e speriamo in maniera più da 10 anni è aperta, penetrante e che possiamo ottenere dei risultati. Se qualcuno abbia fatto o è successo qualche inconveniente nell'aula, quest'aula viene stata usata mattina, mezzogiorno, sera di tanti altri processi, Guardi, di tanti altri detenuti. Lo sappiamo. Non è fatto. Vediamo di recuperare qualche cosa questa sera. Esatto. Vediamo un po' di buonsenso reciproco, perché qua ce ne abbiamo tanto, quindi se qualche volta capita che manca buonsenso, sempre siamo in 2 a sbagliare, non in 1. La ringrazio. Aiello Vincenzo. È presente Aiello Vincenzo? Aperi Santo. Arcidiacono Francesco. Arena Mario. Assinata Domenico. Battaglia Santo. Cocuzzo Nunzio. Comisi Giovanni. Cristaldi Venerando. Di Raimondo Natale, Di Re Giuseppe, Ercolano Sebastiano, Fontanino Giovanni, Galea Eugenio, Longo Alfio, Marciante Filippo, Maugeri Nicolò, Maugeri Raimondo, Orofino Alfio, Pappalardo Salvatore, Pastura Carlo, Pulvrente Antonino, Privitera Mario, Quattrocchi Alfredo, Rigano Filippo, Salvo Antonino, Sansone Francesco,
Santa Paola Francesco del 72, Scalia Vincenzo Santo, Sciuto Sebastiano, Signorino Sergio, Strano Giuseppe, Tropea Sebastiano, Tudisco Santo, Zuccaro Carmelo. L'avvocato Arcifa, per favore, sostituisce i difensori assenti e di ufficio per gli imputati che siano sforniti di difensori di fiducia. Presidente, chiedo scusa, desideravo sapere se il signor Niccolò Maugeri è assente per rinuncia o semplicemente Ancora assente... non abbiamo le rinunce. Si tratta di imputato detenuto, chiaramente. Sì, certamente. Stiamo aspettando le rinunce. Non è presente in aula. Sì. Il testimone da sentire? Teste Minnisi. Presidente, chiedo scusa, per le rinunce attendiamo o intanto proseguiamo? No, proseguiamo perché quelle che non ci sono rinuncianti sicuramente, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Si accomodi. Si sieda. Stia attenta e stia calma, signora. Anche se capisco che ha dovuto attendere tutto questo tempo, però cerchi di rasserenarsi. Scusi, buonasera. Buonasera. La prego un attimo. Sì, quando dice lei. Bene, sono pronta. La signora è parente di qualcuno degli imputati? No. E allora, il nome, cognome, luogo, data di nascita e luogo di residenza, signora? Sì. Minisi Piera, nata a Messina 1931, residente Contrada Sera di Miste Bianco. Va bene. E gestisco una casa di riposo, Sacro Cuore. Va bene, adesso questo quando risponderà al pubblico ministero deve leggere la formula del giuramento. Consapevole responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità, a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, adesso ascolti la domanda del pubblico ministero, signora, e si avvicini il microfono. Ecco, si avvicini alla sedia in modo da poter parlare vicino al microfono, sì. È sempre quella. Prego. Signora, che attività lavorativa svolge? Titolare è mio marito, Grego Gaetano, che anche lui è test. E noi gestiamo questa casa di riposo per gli anziani. Signora, da quanto tempo gestite? Da 12 anni. 12 anni. Sì. E prima vi siete succeduti a qualcuno nella gestione della casa di riposo? Come? Non ho capito, scusi. Vi siete succeduti a qualcuno nella gestione della casa? Beh, succeduti che significa, scusa? Signora, voi avete rilevato la casa di riposo, diceva 12 anni fa? Sì, però la casa in affitto che non c'era nessuno, non era... Allora avete iniziato voi l'attività? Abbiamo iniziato noi assieme al padrone di casa, ecco. Chi era il padrone di casa? Il padrone di casa, Motta, che poi aveva 80 anni, insomma, perché io curavo la moglie che aveva un esaurimento, insomma, la storia.
E così dopo ci è venuto in mente di gestire questa casa di riposo per gli anziani, perché io lavoravo su in Alta Italia, perché noi abitavamo a Domodossola e mio marito era lì, prima capogestione in ferrovia, così dopo è stato trasferito qui a Catania e così via. Io avevo la passione, diciamo, di fare questo per questi anziani, ecco. E allora che io... Signora, la gestivate come società di fatto oppure era stata costituita formalmente qualche società per la gestione della casa di riposo? No. Di fatto adesso, diciamo, è il padrone di casa, che noi eravamo soci per un paio di mesi, dopo questo padrone di casa non se la sentiva e allora l'abbiamo gestita io e mio marito, che mio marito ha lasciato il posto in ferrovia 4 anni perché non poteva tenere uno sia l'altro, assieme alla famiglia, alle mie figliole, ecco, tutto qua. E allora che abbiamo conosciuto... Le sue figliole lavorano presso la casa di riposo? Adesso no, prima sì. Fino adesso... a che epoca? Fino a che epoca vi lavoravano? Fino a 5 anni. Può dire i nomi delle sue figliuole? Greco Eleonora, residenti a Milano, Elena, Greco la figliuola, mio marito, io, insomma la famiglia, ecco. Allora le sue figliuole, ha detto, fino a 5 anni fa si sono occupate? Sì, ci occupavamo tutti. Fino a 5 anni fa? Sì. Che attività svolgevano all'interno della casa di riposo le sue figliuole? Beh, aiutavano a casa a mettere gli anziani magari a tavola, perché noi avevamo anche l'inserviente, avevamo 8 inservienti, l'assistente sociale e 2 dottori della clinica morta, prima del dottor Brancato, avevamo altri dottori. Il dottor Brancato l'abbiamo conosciuto 5 anni fa. Quando è che il dottor Brancato iniziò a lavorare? Inizio, ha detto? Iniziò a lavorare presso di voi? Non li so dire la data, lo saprà mio marito, è scritto, io non me lo ricordo. È rimasto con noi un po', insomma. Anche un altro medico, dottor Saleme. Le presenze del dottor Brancato e del dottor Salemi, sì, nell'arco della settimana, se le possiamo quantificare? Scusi, non ho capito. Lavoravano assiduamente, il dottor Brancato sì, lavorava assiduamente, cioè aveva un orario di lavoro sì. ben Scusi. Prego, sì, tranquillizzi signora. Un giorno sì, un giorno no. Un giorno veniva il dottor Brancato, urologo degli anziani, che si serviva lì dentro, faceva 2 ore, 3 ore, febogrise. Io collaboravo anche con lui, con gli anziani, queste cose qui. Non posso dire niente, è stato un bravo medico. E un giorno veniva il dottor Saleme, alternate. La terribilità avevano anche, perché anche la domenica se succedeva qualcosa, qualche vecchietta, o per la pressione o per qualche infatto o caduta, e loro intervenivano sempre per i punti, per tutto, o un ricovero ospedaliero, erano sempre disponibili. È insomma una casa rispettabile, che non c'è stato mai niente da... Da quando avete iniziato la gestione della casa di riposo, signora? Sì. Avete mai ricevuto proposte per l'inserimento di altri soci nella gestione della casa di riposo stessa? No, che mi ricorda, no. Il dottor Brancato vi ha mai fatto proposte per inserirsi di fatto nella gestione della casa di riposo? Sì. Ci può dire in che epoca, signora? Ma adesso non da morto, diciamo. 3 anni. 3
diciamo, dopo praticamente quando è stato fatto il verbale che è successo che l'hanno arrestato, cioè prima che lo arrestassero, prima diciamo che lui lo arrestassero, praticamente io diciamo 9 anni dietro io ho avuto un'ischemia coronaria e mi trovavo a Milano prima che 13 anni, un anno prima che io aprissi la casa. Sono stata male, sono stata ricoverata a Niguarda di Milano, poi mi sono ristabilita, sono stata bene, ho lavorato sempre e allora dopo ho aperto questa casa, ma sono stata sempre in cura del professor Galasse, ho lavorato, sono stata bene. Ora da 3 anni, diciamo, da quando sono successe queste cose che non mi sono sentita bene, non lo so, sarà una stanchezza, e io volevo lasciare adesso la casa perché non mi sentivo, diciamo, perché le figliole diplomate, quella maestra, quella se n'era andato via, ha detto io adesso ho un'età, 64 anni, mio marito una cosa un'altra, ha detto è meglio che... Signora, così, allora... E il dottore Brancato diciamo, aveva fatto la proposta, diceva siete stanche, se non c'è nulla in contrario, dice la casa la prendo io. Ecco. Lui la voleva rilevare totalmente? Sì, assieme a un altro, un certo Leonardi. Certo Leonardi. E Leonardi che lavora con la ditta Costanzo. E signora, voi dovevate quindi uscire fuori dalla gestione della Certamente, casa di riposo. Una volta dato a lui, perché noi si dava a lui perché avevamo una grande fiducia di questo dottore, diciamo, sia come medico per gli anziani che erano affettuosi gli anziani verso di lui, e sia anche noi che c'è stato sempre un buon rapporto con questo medico e anche con gli altri medici. E allora noi si dava tranquilla, diciamo, perché sapevamo gli anziani a chi, insomma, a mano dove Ma si suo andava. marito non voleva neanche continuare la gestione della casa di riposo? Mio marito, perché diciamo no, lui non voleva mollare, mio marito diceva così, abbiamo fatto tanti sacrifici. Proprio adesso, ma siccome vedi già io non stavo bene, andavo a Milano sempre all'ospedale, una cosa e un'altra, la fatica, gli anziani, il personale, tutto il resto, e così. Signora, vi fu quindi una trattativa col dottore Brancato e con il signor Leonardi, mi sembra di aver capito? Sì. Ci può dire in che termini si svolse questa trattativa? Se ne ha conoscenza? Qualcosa, perché ne sa più mio marito, come diciamo io mi interessavo come il personale, la cucina e tutto il resto, mio marito ufficio. La trattativa direttamente con chi era? La trattativa era con mio marito, però la firma l'ho fatto anche io. Scusa, suo marito con chi? Con il dottore Brancato? Con Leonardi e il dottore Brancato. Perché il dottor Brancato praticamente dopo che c'è stato il fatto, mi sembra che è successo il verbale, che io sono stata chiamata eccetera eccetera assieme a mio marito, io scusi? Prego signora, si vuole riposare. Quando sono arrivata a casa, poi all'indomani è venuto il dottor Brancato e ne abbiamo parlato, che noi siamo stati chiamati così, se conoscevamo lei così, ma lui, il dottore Brancato, era tranquillo, rideva, cioè signora non si preoccupi, non c'è niente. Cioè, non ho compreso signora qual era il problema del dottore Brancato, perché diceva non si preoccupi? Perché vedi, io l'ho sempre rispettato come un figlio, diciamo. E praticamente se c'era qualcosa, diciamo, noi si confidava, soprattutto io mi confidavo, diciamo, più con lui, che aveva il timore magari di mio marito, come quando sono stata fermata nella strada. Fermata per quale motivo, signora?
di 3 individui che io gliel'avevo confidato al dottore Brancato, e mio marito non sapeva nulla. Io l'ho tenuto per me per 1 anno, non dormivo, avevo la preoccupazione per la mia figliuola a Milano. Insomma, mi avevano dato il tempo che io dovevo andarmene via dalla casa, e io gli ho detto ma scusi, ma perché? Che cosa volete? E con parole abbastanza pesanti. Poi mi hanno lasciato andare. Io sono arrivata a casa e mi avevano detto di non dire niente a mio marito, di non parlare. Dice: cerca di essere donna, e con delle parole un po' pesanti. E allora il dottore Brancato per me, come le ripeto, è stato sempre come un fratello, e noi ci trovavamo nell'infermeria che si preparava delle febbri. E allora lui mi dice: signora, che mi dava sempre del lei, anche io, ma c'era sempre quel rispetto, dice: che cosa è? Perché è nervosa? No, ho detto niente. Dice: ma come mai? Dice: un po' di giorni che l'avete un po' tesa, c'è qualche cosa? Ha litigato con un Gaetano, sarebbe mio marito, che la prendeva all'uso scherzata. No, niente. Poi, siccome non parlavo con nessuno, neanche con le mie figlie, e allora io gliel'ho detto. Sa, gli ho detto, Giuseppe, perché lui si chiama Giuseppe Brancato. Sa, Giuseppe, gli ho detto, sono stata fermata nella strada di San Giovanni Galermo di 3 individui che mi hanno detto di lasciare la casa a più presto. Già noi minacce per telefono ne abbiamo avute, sia io, la mia figlia che è a Milano. Quale? Qualche inserviente, Leonora. Leonora era spiccita abbastanza di lingua, la ragazza molto vivace, diceva: perché non viene? Ha guadagnato il pane a alzarti le braccia come facciamo noi. E allora un po' pesante, parole, insomma, abbastanza. E allora la ragazza chiudeva il telefono. Anche mio marito l'ha ricevuto, anche l'altro ragazzo, il mio figlio. E qualche volta ho preso anche la telefonata, una inserviente, e io sempre tesa, sempre volevano soldi, chiedevano soldi, ma io queste persone non le ho mai viste, onestamente non le ho mai viste. Ho visto solo in faccia le persone che ero stata fermata lì a San Giovanni Galermo. Signora, questi episodi relativi alle telefonate, l'episodio relativo all'incontro, diciamo, con i 3 individui di cui ha detto, capitarono prima, durante o successivamente all'inizio delle trattative o comunque delle proposte che vi erano state per la cessione della casa di riposo? No, sono stati prima delle cessioni, prima, molto prima. Le proposte di questo genere erano state fatte prima, diciamo, anche prima che venisse il dottor Brancato, qualche anno prima delle minacce per telefono, ma non ci abbiamo fatto mai, diciamo, non l'abbiamo presa sul serio. Forse mio marito perché non voleva chiedo scusa signora, preoccupare la famiglia, per comprendere io. Sì. Dunque, voi avete ricevuto richieste di denaro o comunque di natura estorsiva prima che vi fosse stata fatta la proposta? Sì, prima. L'episodio dell'incontro con i 3 individui avvenne pure prima della proposta di cessione? Ha già risposto, Presidente. Prima. Ha già risposto. È giusto per capire, avvocato? No, ma si è già risposto. Prego, continui il pubblico ministero. Continui. Grazie, Presidente. Chiedo scusa. Prego. Lei ricorda se vi furono telefonate di natura minacciosa quando già avevate ricevuto la proposta per la cessione della casa di riposo? No. Noi l'abbiamo ricevuta prima
che il dottore Brancato venisse da noi e dopo 1-2 telefonate, non più, e quando mi hanno fermato a me. Poi è chiuso, perché io dopo gliel'ho detto al dottor Brancato, mi sono confidata con lui, non con mio marito, perché mi avevano detto che sapevano che io ero malata di cuore. E se non vuoi, dice, che ti venga un altro colpicino. Questo glielo disse. Chi glielo disse? Quelli uomini che mi hanno fermato. Ecco. Se ci tiene la figlia, comunque se sei donna, non dire niente. Allora queste persone le dissero di cedere, di andare via dalla casa? Devo lasciare la casa. La casa. Ma è perché gli ho detto? E loro cosa risposero? Non sono, insomma, un po' pesante le cose. Signora, se può collocare approssimativamente nel tempo questo... No, non mi posso... scusi. Dico approssimativamente, diciamo nel 90, nel 91, 92, 93, cioè più o meno se può collocare approssimativamente nel tempo questo episodio dell'incontro. Diciamo... 8 mesi così, 8 mesi prima è successo, prima che noi si doveva lasciare la casa al dottore. Praticamente quei signori mi hanno fermato prima, l'accordo col dottor Brancato per la casa è stato dopo, non prima. Io mi sono confidata con lui, non con mio marito, avevo paura. E allora praticamente mio marito mi vedeva nervosa e io non uscivo più perché avevo anche paura, non aprivo la macchina, avevo sempre il terrore di scendere giù per aprire la macchina, ero sempre nervosa. Mio marito pensava che io... E allora il dottore diceva alla signora ha bisogno di riposo, è un po' esaurita. Chi lo diceva, il dottore Brancato? Sì, è esaurita. Allora, è nervosa, dice la mandi su dalla Leonora, la mandi in Svizzera, la faccia riposare la moglie, perché io nel mio lavoro sono stata molto esigente, sia con loro medici a volte, verso gli anziani, e il personale, e la polizia, tutto questo qua, e mi rodevo tutti i giorni perché volevo sempre che brillasse tutto, che era sempre tutto in ordine, che gli anziani fossero puliti, lavati, questo. E allora 24 ore su 24 io praticamente mi davo sotto, fra la cucina e mangiare, il personale, gli anziani, tutto questo, perciò fra la malattia e mi rendeva nervoso, fra quelle minacce e tutto nell'insieme, praticamente io non ero più in me, neanche nell'intimità con mio marito, ero scossa, ma non glielo potevo, avevo paura, avevo il parroco anche che veniva a dire la messa lì e mi vedeva anche lui nervosa, lo volevo dire ma avevo paura e me lo sono tenuta per me. Quindi fin quando non sono stata chiamata, diciamo prelevata io e mio marito, 2 anni, 3 anni, quando è stato fatto il verbale e che noi non sapevamo niente, che siamo stati portati lì in questura, non so dove, ci hanno tenuto lì 3 ore. Allora signora, chiedo scusa, vediamo se ho compreso bene, l'episodio dell'incontro con i 3 individui è stato circa 7-8 mesi prima che il dottore Brancato... Ha detto 8. 8 mesi, così. Appunto, siccome non avevo compreso bene, quindi ho fatto bene a interrompermi. Allora, 8 mesi prima della proposta del dottore Brancato. Signora, se può collocare nel tempo la proposta fattavi per la cessione, come anno approssimativamente? No, non me lo ricordo, guarda, non lo ricordo, ma io penso che questo non aveva niente, nulla a che vedere, guarda. No. Mi rendo conto, signora, io desideravo conoscere solo questo. Ora, voi siete stati chiamati poi e siete andati in questura. Scusi. Cerchiamo un attimino di ricostruire. Siete stati chiamati in questura? Sì. Alle 5 di pomeriggio. E ricorda quanto tempo fa è avvenuto questo episodio? Adesso quasi 3 anni, il mese di novembre, dicembre. Quasi 3 anni. 3 anni.
rispetto a quel momento, quando siete stati chiamati in questura dai carabinieri, da chi è stato, la proposta del dottore Brancato quanto tempo prima era stata fatta? Se era stata fatta prima, chiaramente. Quindi siamo nel 92 approssimativamente. Sì, lui l'aveva fatto la proposta. Quanto tempo prima? Chiedo scusa, signora. 8 mesi fa. Scusi, si sente bene? Sì, sto bene, non si preoccupi. Cerchi di rasserenarsi. Prego il pubblico ministero di non incalzare e di ridurre al minimo indispensabile l'esame della testa, perché ho l'impressione che non vada bene. No, signor Presidente, voglio ricordare. Questo le procura emozione, cerchi di dominarsi quantomeno. Prego, continui. Dica. Allora, signora, circa 3 anni fa ha detto siete stati chiamati in questura o dai carabinieri. Rispetto a quel periodo, se può collocare nel tempo la proposta, partendo da quel momento, la proposta che vi fu fatta dal dottore Brancato. Sì, quello era il periodo, sulle 8 mesi, così. Il periodo era questo, perché quindi quando la proposta, chiedo scusa se la interrompo, prego. La proposta del dottore Brancato le fu fatta approssimativamente nello stesso periodo in cui siete stati chiamati in questura o dai carabinieri? Scusi, adesso posso parlare? Sì, prego. Quando io sono venuta a casa, io e mio marito, no? E certo, eravamo scorsi, perché, sa, queste cose qui noi non e poi è venuto il dottore e noi l'abbiamo detto, e praticamente lui ha detto che paura c'è, ha detto lei dice non si preoccupa, ha detto formalità nell'infermeria che si parlava con lui, poi basta. Dopo sono stati dette, diciamo, che mio marito dice la voglio finita, ha detto inutile che qua e là mia moglie è stanca, mia moglie non ce la fa più, e qua e là, e allora il dottore ha cominciato, diciamo, a dire la casa, questo signor Leonardi, che gli piacevano gli anziani, e voleva mettersi in società, e infatti se erano in società entrava Leonardi e questo ragioniere dove lavora Costanzo, assieme al dottor Brancato. Noi siamo andati dal notaio, ne abbiamo parlato, noi eravamo contenti con tutto quello che è successo, verbale, cose, se noi conoscevamo il dottore, se noi lì in quella casa c'era qualcuno, noi non abbiamo mai visto niente, il medico si è comportato sempre bene, sia nei nostri confronti, sia anche nella casa, non abbiamo niente. Non abbiamo visto mai niente, il medico riceveva telefonate, è un libero professionista, lui si metteva in ufficio, riceveva telefonate, telefonavano pazienti perché a tante persone con la mutua, e perciò praticamente lui stava 2 ore, 2 ore e mezzo, 3 ore lì e dopo se ne andava via. Quando era di turno lui veniva anche la domenica a fare una visita così, ma noi non abbiamo mai visto, diciamo, e capito qualcosa verso questo dottor Brancato, diciamo, assolutamente, perché quando noi siamo stati interpellati lì dove ci hanno chiamato e loro dicevano se noi conoscevamo il dottor Brancato, se venivano lì persone, tante domande, ma io onestamente in casa nostra si è comportato bene, ecco perché gli dico. Noi praticamente, io me ne andavo via perché ero stanca, non mi sentivo con mio marito, i figlioli che avevano preso ognuno la sua strada, e che noi si dava la casa volentieri al dottor Brancato. Ha capito cosa ho detto? Sì, più o meno. Allora signora, le volevo chiedere una domanda. E abbiamo pagato. Le volevo fare una domanda. Avete pagato? Certo, la capara. Lui ha dato la capara a noi, a mio marito, che poi non se n'è fatto nulla. E l'avete restituita la caparra? Non ho capito, signora. Non lo so se devo dirlo.
praticamente quando noi si doveva dare questa casa, e allora lui insisteva, se ne vada, la prego, firmi, ha bisogno di riposo, ha bisogno qua. Io ero stanca, mio marito voleva andare via per la ragione sempre perché mi vedeva a me che stavo male, che ero nervosa. Allora dice, ma sì, a un certo punto preferisco che la casa se la gestisca il dottor Brancato assieme a questo signor Leonardi. E così dopo siamo andati lì dal notaio, lui ha dato 15 milioni di capara a mio marito. Quando dopo un paio di giorni insomma dicevo, ma guarda che rabbia, dopo 12 anni così devo dare la casa così, ma guarda che rabbia, perché io pensavo, quelli che mi avevano fermato, la vita che era difficile, non potevo parlare con nessuno, di un lato volevo andarmene via e di un altro no, perché gli anziani erano tristi, perché sapevano che io dovevo lasciare la casa e mi dispiaceva perché le avevo da 12 anni queste anziane, c'era un complesso di cose e allora è stato un ripensamento che io praticamente ho detto no, ma io già avevo firmato la carta al dottore Brancato. Eravate E stati anche dal col signor notaio? Leonardi, e allora abbiamo dovuto dare la doppia capara, si sono arrabbiate tutte e due in ufficio, io non c'ero, sono rimasta in cucina ed è rimasto mio marito assieme al dottor Brancato e Leonardi, ha detto che queste sono cose di pupazze, dice io non voglio fare queste figure, ha detto non si fa questo, gridavano, mio marito era calmo e tranquillo, ha detto mi dovete scusare, è stato un ripensamento, gli anziani, i familiari, questi vecchietti che erano giù di morale, che io le avevo seguite tutto quanto, vi entrava la socia diciamo di questo signor Leonardi, una segretaria che aveva lui, che entrava lì dentro, che aveva un figlio handicappato, insomma come carattere, come donna fredda, e non si trovavano e questi anziani così è stato un ripensamento. Ricorda il nome di questa donna? No, io no, mio marito lo sa. E così praticamente questo ripensamento noi abbiamo dovuto dare la doppia capara, diciamo. Ma questo dottor Brancato poi, dopo che è successo il fatto, io ho dovuto assentarmi per un paio di giorni, andare a Milano per una visita di controllo e nello stesso tempo perché avevo la figliola lì, volevo vedere mia figlia. E poi ho preso quasi, no, dopo un anno e mezzo, si andava dentro e fuori, lui il dottore da quando noi non abbiamo più contrattato, lui ha lasciato la casa, arrabbiato, dice me ne vado. E così abbiamo dovuto dare la capara, alla doppia capara, a mio marito, al dottore Brancato assieme a Leonardi. E allora Leonardi era offeso che noi non dovevamo comportarci eccetera eccetera, certo che se sapeva quello praticamente che succedeva dopo, la casa certo io non gliela davo così. E così il dottore Brancato ha lasciato la casa e se n'è andato via ed è rimasto il dottore Saleme e poi il dottore Brancato ha portato un altro dottore lì che è di Paternò, un bravo dottore, e adesso attualmente sono il dottor Saleme e questo dottore Bruno, ma noi è rimasta diciamo quell'amicizia così, lui se ne andò via come offeso perché io non gli ho dato la casa e anche questo Leonardi. E loro si sono presi i soldi, però loro nella casa di riposo non hanno fatto niente. Mio marito è stato una persona, un galantuomo, una persona per bene, gli ha dato i soldi, erano loro praticamente, non dico Leonardi, il signor Leonardi, ma il dottor Brancato, dell'amicizia e l'affetto che noi nutrivamo per questa persona qui, praticamente lui del gesto che noi è stato un pensamento che lui già
doveva capire quando io gli confidavo delle cose a lui. È stato un ripensamento per gli anziani e per tutto il resto, anche per la mia persona, che io non mi sentivo più di abbandonare questi vecchietti e la casa, e lui non si doveva prendere il denaro, almeno io penso che è così. Poi le ha preso, che Dio lo benedica, non ho altro da aggiungere. Signora, al tempo in cui siete stati chiamati dai carabinieri in questura, sì, il dottor Blancato vi aveva già fatto la proposta per rilevare la casa di riposo? Sì, e lo diceva scherzosamente e a volte lo diceva anche serio. Voglio farci un pensierino, io dice c'ho un amico, la moglie, la professoressa, la moglie sarebbe la moglie di questo Leonardi. Io dice farò sempre il medico qua. Dice il resto lei deve stare tranquilla. Mio marito rimaneva un paio di mesi finché non sistemava tutto, perché mio marito è una persona molto precisa, e così via. Prima dell'episodio... Poi noi avevamo deciso di dare la casa a lui. Sì. Ecco. Perché lui mi diceva di firmare la carta dopo che siamo stati lì dal notaio, poi c'era l'ultima firma e era mio marito e io. Dopo quando, signora? Dopo quando? Sempre dopo 8 mesi, così, dopo che era successo il fatto, quando siamo stati chiamati lì dai carabinieri che ci hanno prelevato a casa. Il dottore Brancato, mi sembra di ricordare, ha detto che lavorava da circa 5 anni. Sì, da noi sì, quasi 5 anni, sì. A partire da quando, signora? Mi scusi... Cioè da quanto tempo è andato via? Io no, non me lo ricordo in questo momento. Lì è tutto scritto, ce l'ha mio marito, lo sa. Ma 5 anni credo che ha lavorato a casa nostra. All'epoca in cui si è verificato l'episodio relativo alle 3 persone che l'hanno fermata, il dottore Blancato lavorava già per voi? Sì, infatti, io gliel'ho detto a lui, nell'infermeria, che io a mio marito non gli avevo detto niente, che quando l'ho saputo mio marito mi ha detto: come, io sono tuo marito? Dice: allora a me mi potevano anche ammazzare, e lo sapeva solo il dottore e te. Perché non hai detto niente? Avevo paura, quando dovevo prendere la macchina, quando uscivo, telefonavo a mia figlia. Avevo questo, no? E basta. Ma io questo l'avevo confidato al dottor Brancato. Ma lui l'ha presa a ridere, dice: ma no, stia tranquilla, ci fosse perché è una bella donna. Dice: vogliono fare la corte. Gli ho detto: dottore, 1, ma mica 3. Poi gli ho detto: non sono tanto raccomandabili quelle persone. Comunque ho detto: mi piacerebbe scegliere da me, sempre col tono scherzoso, perché il dottor Brancato è stato sempre una persona... Mi piacciono le donne, un donnaiolo, parlava sempre di donne, delle belle donne, quando c'erano 10 minuti disponibili si parlava di questo, non d'altro. Signora, lei questo episodio per il quale si è confidata con il dottor Blancato, l'ha riferito ai carabinieri quando è stata interrogata nel dicembre del 1992? Non me lo ricordo, è stato tutto scritto. Sì, io in questo quello che mi viene in mente io dico, però se lei... Sì, in effetti dal verbale di informazioni non risulta questa indicazione relativa alle confidenze che lei avrebbe, anzi ha fatto al dottor Blancato circa l'episodio dei 3 individui. In quel momento non mi ero, ricordata, pensavo... Quando lei venne
chiamata per essere interrogata dai carabinieri, si confidò preventivamente con il dottor Blancato circa questa convocazione da parte dei carabinieri? Sì. Sì. Cosa le disse? Lei cosa immaginava sulla base dell'attività che svolgeva all'interno della casa di riposo? Mi scusi. Prego. Signora, guardi me. Cosa disse lei al dottor Blancato quando venne convocata? Lei è stata convocata il 21 dicembre del 1992 alle ore 18. Sì. Sì. Ecco, quando ne parlò con Blancato? Quando all'indomani, un giorno dopo. Io le sto dicendo se prima di andare dai carabinieri, dopo prima no, siccome poc'anzi avevo avuto... No, assolutamente. Prima no. E dopo che è successo il fatto, praticamente noi non sapevamo il motivo perché siamo state prelevate a casa come, non lo so, come delinquenti, non lo so come dobbiamo... Noi l'abbiamo seguito perché niente di male, l'abbiamo seguito, sono stata male anche la sera, pazienza. Ma... E quando ne ha parlato? Allora, dopo? E lui, certo ne ho parlato dopo, perché era tutto tranquillo, tutto normale, non è che... Ne ha parlato dopo, a distanza di quanto tempo? A distanza di 2 giorni, ecco. Da quando lui, praticamente 2, 3, 4 giorni, perché lui ogni mese lui se ne andava 2 o 3 giorni in Calabria, così in giro, è stato dopo il suo lavoro un giorno faceva 2 giorni di ponte così. Poi quando è arrivato, diciamo, abbiamo dato la notizia, ecco. E lei cosa disse al dottor Blancato? Così, con molta calma, signora, stia tranquilla, con molta calma. Cosa raccontò al dottor Blancato del suo incontro con i carabinieri? Che siamo stati, ho detto, sa, dottore Blancato? Gli ho detto che siamo state chiamate così. Così, signore, no, ce lo dica così. Carabinieri, ho detto, sono venuti qua a prenderci e portarci, ho detto, alla caserma, così. Mi ha detto, e che cosa volevano? E allora gli ho detto, ci hanno interrogato se noi praticamente conoscevamo lei, insomma... qualcuno che veniva qua a cercare lei, una cosa o un'altra, e lui si è messo a ridere. Lui non mi ha detto quasi niente, ha parlato più con mio marito. Ecco, lei ha parlato con il dottor Blancato in particolare delle domande che i carabinieri gli avevano fatto? No, non me lo ricordo, guardi, non me... Sulle richieste estorsive ne aveva parlato con il Blancato? Delle domande dei carabinieri sulle richieste estorsive ne parlò con Blancato? No, diciamo no, poco e niente. Così, poco e niente che sia. Qualche domanda, detto di lei, dottore, se c'erano persone qui che veniva, che entrava, da quanto tempo conosciamo lei? Da quanto tempo lei lavora? Queste cose qui a meno che mi ricorda, ma non c'era una cosa seria, diciamo. Signora, lei poc'anzi ha detto che aveva avuto modo di essere avvicinata da 3 individui che le fecero il discorso di
lasciare, mi pare, la casa di cura. Ma questo, ma questo è stato molto prima che Sì. ma non c'entra, il dottor Brancato non c'entrava? Sì, signora, se lei mi fa finire, Sì, scusi. io dico, lei poc'anzi ha riferito che i 3 individui le fecero un discorso di questo tipo: devi lasciare la casa, più o meno, perché altrimenti ti faremo venire un infarto. È così oppure no? È quello che ha detto poco fa. Sì. Ti facciamo venire un infarto, stavolta Sì. quello buono. Non lo so come facevano queste persone a sapere questo, non lo so. Come facevano a sapere della mia figliola l'indirizzo, non lo so. Ecco. In effetti però quando lei è stata interrogata dai carabinieri il 21 dicembre del 92, il contenuto di questo colloquio avuto con i 3 individui in effetti lo riconduce ad una telefonata ricevuta. Infatti lei dichiara: alcuni mesi addietro ho ricevuto sulle utenze telefoniche installate nella casa di riposo delle richieste estorsive da parte di sconosciuti. Preciso che le minacce, che provengono sempre dalle stesse persone, sono pervenute durante i mesi di luglio ed agosto. Si tratta di 2 telefonate che ho raccolto personalmente. In una telefonata l'interlocutore mi invitava al pagamento di una somma di denaro che però non quantificava, aggiungendo che qualora non avessi pagato ci saremmo visti molto presto e mi avrebbe fatto venire un infarto, stavolta quello buono, cioè quello fatale. Lo produciamo tutto il verbale, perché io non mi oppongo, dottor Bertone. Sì, al momento debito, avvocato. Allora cos'è, una contestazione? È una lettura che precede ad una contestazione, avvocato. Se mi fa finire prego. Saprà tutto la storia. Quindi lei, quando è stata interrogata, in effetti ha fatto riferimento a delle telefonate estorsive che avvengono nei mesi di luglio e agosto del 1992. Posto che, e quindi le chiedo subito, l'incontro con i 3 individui è avvenuto prima delle telefonate del luglio e agosto o dopo? No, prima. Quindi prima c'è un incontro con questi 3 individui. Poi ci sono a luglio ed agosto del 1992 ci sono queste telefonate estorsive che sostanzialmente ripetono, mi pare di capire, il contenuto della conversazione avuta con i 3 individui. È così? Sì. È così, signore? Sì. No, scusa, non... Signora, Prego. siamo partiti da questa considerazione. Lei poc'anzi aveva parlato di un incontro con 3 individui che le dicevano che doveva lasciare la casa perché altrimenti le avrebbero fatto venire un infarto. Sì. In effetti però, quando lei è stata interrogata dai carabinieri, non ha parlato di questo incontro con i 3 individui, ma ha detto invece che aveva ricevuto una telefonata estorsiva, 2 telefonate estorsive a luglio ed agosto con un contenuto simile a quello. Scusi, ecco, questo. mi scusi. Sì. Io credo di averlo detto perché mi avevano anche fatto vedere delle foto che io non li ho conosciuti. Ecco perché gli dico che io questo gliel'ho detto. Ecco. Gli ha detto ma dico, in ogni caso lei ha ricevuto delle telefonate estorsive anche a luglio ed agosto? Ma sì, l'ho ricevute, sì, come le ha ricevute anche mio marito, come le ha preso anche mia figlia, insomma, ma noi siamo state sempre costanti. Sì. Quindi lei ha ricevuto le telefonate estorsive e in più questi incontri. E il dottore lavorava lì. Il compromesso, non so come chiamarlo,
l'impegno a cedere la casa di cura, che data porta rispetto al suo interrogatorio dinanzi ai carabinieri? Sentita nel dicembre del 92, questa carta, chiamiamola così, col dottor Brancata, quanto l'ha conclusa? Mi scusi, sì. Guardi, io non me lo ricordo. Quando si interroga mio marito glielo dirà lui, mi creda, non lo ricordo. Vabbè. Ecco, non posso dirle altro. Silenzio, silenzio da questa parte. Durante le durante le trattative con il dottor Blancato, vi era stato un momento in cui avevate deciso di non cedere la casa di riposo? È successo tutto all'improvviso. Non lo so com'è stato, perché lui è venuto alla sera verso le 6:30, alle 7. Io ero nervosa. E allora lui, sempre allegro, sempre sorridente, dice: avanti, su, faccia la brava, firma qui, perché se non c'è la sua firma, dice, e noi non possiamo prelevare la casa. Se ne vada a riposare, vede che è stanca, guarda che non sta bene. Io glielo dico per il suo bene, lei lo sa che l'ho sempre rispettata, l'ho sempre voluta bene. Ho detto: ma senti dottore, ma perché tutta questa premura? Ho detto: voglio pensarci. E allora sono andata nel salone, lui mi ha seguito nel salone. Avanti, dai signora Piera, fai la brava. E mi metti in ginocchio, sempre spassoso, scherzato. Mio marito è rimasto in ufficio, perché era anche lui un po' triste, per quanto, ma ormai avevamo preso questa decisione, diciamo, c'era la capara, c'era tutto. Io me ne andavo via con quell'ammarico per gli anziani, tutto nell'insieme di cose, ecco. E non ho voluto filmare, ho detto voglio pensarci. È stato una cosa così. Sì, E poi? E poi? Eravamo a tavola, io e mio marito. E mio marito mi ha visto stravolta. Dice: che cosa c'è? Dice: ancora pensi, ti dispiace? No, niente, ho detto. Sono contenta di un lato, no, di un altro lato, ho detto. Così siamo più tranquilli, così non ci farà nessuno del male. Dice: come del male? E allora ce ne andiamo su, perché noi abitiamo nella stessa casa, sopra. Abbiamo la casa, l'appartamento sopra. E allora mio marito, ho confidato, ho detto quello che era successo. Cioè? Delle 3 persone che mi avevano fermato, della minaccia che mi avevano fatto, che ti facevano fuori, sapevano dove abitava la Leonora e tutto il resto. Mio marito mi ha detto: cosa? Perché non me l'hai detto prima? Perché non lo potevo dire. Ma il dottore Brancato gliel'avevo detto. Dice: come dottore Brancato? Dice: come, io sono tuo marito? E non lo so, gli ho detto. E mi hanno detto di non parlare. E ti sei tenuto tutto questo per tanto tempo così. Ecco perché, dice, ti sei ridotta così. E allora c'è stato un litigio. E allora è stato lì che mio marito si è puntigliato. All'indomani ha chiamato il dottore Brancato, mi ricordo, e così ha detto: mi dispiace, ha detto, fra gli anziani che non vogliono che mia moglie se ne vada, una cosa e un'altra, dice, un rimpensamento, dice, non lascia più la casa. E allora questo signor Leonardi si è infuriato, più del dottor Brancato, perché dice che figura, dice, noi non siamo burattini, e così noi non l'abbiamo ceduta, ecco.
Ecco, signora, lei il dottor Brancato come l'aveva conosciuto? L'avevo conosciuto perché l'aveva portato dalla clinica morta. Noi prima del dottor Brancato avevamo il dottor Costantino, adesso è un professore a Garibaldi, una carissima e bravissima persona, sia come medico e sia come persona. E praticamente, siccome lui doveva andare in giro sempre fuori all'estero per il congresso medici e così si doveva assentare, e allora ha portato il dottore Costantino, ha portato il dottor Brancato a casa nostra e così l'abbiamo conosciuto. Lei, signora, l'ultima volta che ha visto il dottor Brancato, quanto è stata? Cioè, il Brancato è stato arrestato nel dicembre del 93. E non l'ho visto più. No, dico prima del suo arresto. Lui, dopo il fatto della casa, che noi praticamente, che è stato come un'offesa che la casa non gliel'ho dato, e sia lui e l'altro praticamente il dottore ha ceduto, dice mi dispiace, me ne vado, e qua di là, dice tanto c'è un altro medico che l'ha portato anche lui, e il dottor Saleme, praticamente lui forse per quello che aveva ricevuto, non so, e per la parte che noi avevamo fatto, praticamente lui ha abbandonato e ha lasciato la casa. Signora, un momento. Il pubblico ministero può proseguire. sì, signora, lei conosce la signora o signorina Quartarone Lucia? Sì, era una dipendente della casa, che adesso non c'è più. Ecco, la signora Quartarone Lucia... Signorina? Signorina, Sì. le ha mai riferito di aver ricevuto qualche telefonata del genere di quelle di cui sì, abbiamo parlato? Perché la ragazza facevano 8 ore. Faceva? 8 ore di servizio, praticamente montavano alle 6, smontavano alle 2, facevano dalle 22, 6 di mattina, praticamente al cambio la ragazza montata alle 2 di servizio, io stavo per andarmene su e allora suona il telefono del corridoio, perché ce n'è uno in ufficio e uno nel corridoio. Alle 2 del pomeriggio? Alle 2 quando la ragazza ha montato in servizio. Alle 14 allora? Sì, 2 e mezza così, mentre che la ragazza si recava col secchio per pulire i corridoi, squilla il telefono e lo faccio sempre prendere a loro, a meno che non sono io lì vicino. E allora un individuo, un signore, uno di quei signori, non so, non l'ho mai visto comunque in faccia, e chiedeva del signor Greco o la moglie. Silenzio e allora la ragazza... Silenzio nell'aula, un po' d'ordine per favore. Questa signorina Guattarone mi ha passato la telefonata. E ha parlato lei stessa? Sì, prego, ho detto, desidera chi è, con chi parlo, perché tante volte telefonavano informazioni per ricoveri, io gli davo l'appuntamento, perciò magari sono venuti in quella casa a vedere l'ambiente, a vedere le stanze, ma io non ho mai visto queste persone in faccia, queste delle telefonate. E allora ha cominciato anche lì, malata, te ne deve andare, qua e là. E la ragazza era lì che ascoltava, e allora la ragazza mi dice signora, chiama suo marito? Io ho detto no, non chiamare nessuno. E così dopo io gli ho detto qualche parolaccia e ci ho messo giù il telefono, gli ho detto non ho paura, vai, ha detto, lavorare come lavoriamo noi, non ho nulla da temere. La ragazza queste parole le ha sentite perché era vicino a me. E ho chiuso il telefono. Ecco. Allora poi
dopo un giorno o due l'abbiamo detto a mio marito, perché non me l'hai detto? Tutto quello che succede io lo voglio sapere, per nessuno mi ha detto, non dovete tenere niente per voi, sia le ragazze sia niente. Mio marito dice tu non devi prendere il telefono, ma come non prendi il telefono? Ma tu sei matto, gli ho detto. È una persona, un ricovero, non so chi è, gli ho detto non dobbiamo prendere il telefono, a questo punto siamo arrivati. Il marito cercava sempre di evitare, diciamo. E lei ricorda questa telefonata in che periodo? Settembre, i primi di settembre del 1000. Sì, vabbè, lo abbiamo. Conosce la signora o signorina Giovanna Rizzo? Sì, ha lavorato da noi per 10 anni, una brava collaboratrice, non ho nulla da rimproverare. Se ne andò via la prima volta perché non stava bene, era caduta, era stata ricoverata all'ospedale, poi aveva il bambino e si è ritirata. Dopo sono passati un anno e mezzo, si è presentata Continua. Si è presentata, noi avevamo di bisogno, siccome noi conoscevamo la ragazza e sapeva insomma come lavorava e noi l'abbiamo presa. Ma da noi... E quando è andata via? È stata... Perché? Ma non mi ricordo, sono confuso. Stiamo verso la fine, signora. Come è andata via? È stata licenziata? Si è dimessa? No, No, se n'è andata via perché... Perché, signora? Scusi, Mi dica. ma se io praticamente ho fatto la dichiarazione lì, tutto per scritto, se una cosa che mi è sfuggita la devo per forza dire? Sì, lei ha l'obbligo di dire la verità, giurando. Certo, la verità senz'altro. Ecco, noi le stiamo chiedendo nient'altro Perché che la se verità. io non lo ricordo? No, io le sto chiedendo, ovviamente, le sto chiedendo perché è andata via, se lo sa, se lo ricorda. Il motivo non mi ricordo perché cosa è andata via, non me lo ricordo, perché praticamente dopo che il dottor Brancato ha acquistato, diciamo, quasi la casa, perché c'è stata anche una festa, una sera, 2 sere prima che succedesse tutto quello che è successo, che è il mio rimpensamento praticamente, sì. Era l'addio, diciamo, mio, ecco, allora la casa è fiore, tutte queste anziane fra quelli che piangevano, malinconici, c'è stata una festa, diciamo, a casa, cioè, una e festa... questa Giovanna praticamente era venuta da un paio di giorni a lavorare lì, perché prima si era licenziata per ragioni di famiglia, poi è ritornata perché il dottore Brancato praticamente l'aveva richiesta Giovanna, che voleva Giovanna perché sapeva Giovanna in casa, conosceva bene per gli anziani, ci sapeva fare, e allora il dottore fra gli altri che c'erano dice preferisco Giovanna, e il dottore Brancato gli aveva fatto la proposta a Giovanna di venire, però noi sapevamo che lei veniva a lavorare perché aveva di bisogno, una famiglia sempre numerosa eccetera, il marito disoccupato, 2 bambine, e così Giovanna è stata anche invitata in quella festa, è venuta. Perciò praticamente noi si doveva lasciare la casa da una settimana, che quei giorni era, che poi c'è stato quel rimpensamento di tutto quello che è successo, che abbiamo fermato tutto e via. E Giovanna che fine ha fatto? È rimasta? Giovanna è rimasta. Giovanna è rimasta? Sì, Giovanna è rimasta, ma il dottor Brancato se n'è andato. Ho capito. Vabbè. Domande alla testa? Avvocato Libera? Adesso ascolti le domande all'avvocato, signore. Presidente, posso stare seduto? Certamente. Signore, il dottore Brancato, qua sono qua.
Il dottore Blancato, le risulta che era un geriatra, specialista in geriatria? Deve rispondere alle domande dell'avvocato, signore. Le risposte sempre parlando del microfono, però. Sono qua, no, scusi me. Sì, prego. Dicevo, il dottore Blancato, le risulta che era uno specialista in geriatria? Sì, molto bravo, molto in gamba. Senta signora, la casa di riposo mensilmente quanto rendeva? Centinaia di milioni, miliardi? Come? La casa di riposo Sì. mensilmente quanto rendeva? Centinaia di milioni, miliardi? Chi? La casa di riposo. Come rendeva? Rendeva, lei non la gestiva? Certo. Miliardi. Quanto rendeva? Ci ha rovinato quella casa. Al microfono. Questa casa ci ha rovinato, sia nella famiglia. In che senso, signore? Perché praticamente la casa prima era piena, avevamo 32 anziane, 2 medici, assistente sociale, 8 di personale. Praticamente le anziane pagavano, chi pagava 1.100.000, autosufficienti, chi ne pagava 1.000.000. Allora quando abbiamo aperto con 700.000 lire a mese. Allora, poi man mano che passavano gli anni. Vabbè, è ovvio. Ecco. Senta, ma signora, al netto, togliendo tutte le spese degli operai, degli impiegati, la luce, il telefono, eccetera, cosa ci rimaneva sulle 3 milioni, 4, massimo 5, che il mese dopo, magari fra le spese una cosa e un'altra, quelle che si entravano, diciamo, si dovevano uscire. Benissimo. Infatti noi avevamo un terreno vicino alla casa e l'abbiamo dovuto vendere per affrontare, diciamo, le spese. Sì. Quello cosa faceva mio marito era cosa di ufficio, Va bene. che io non mi sono mai interessata. Va bene. Senta signora, poco fa lei accennava all'episodio quando siete stati prelevati, non ho capito bene se dalla questura dei carabinieri, una sera siete stati prelevati, lei e suo marito, Sì. siete portati in caserma. Sì. Mi è sembrato di capire, ma credo che anche i giudici hanno avuto questa sensazione, che questo episodio l'ha lasciata particolarmente scossa. Abbastanza. Lo vuole raccontare perché? Cos'è successo? Perché prima di tutto che come, diciamo, non lo so, come criminale, che avevamo fatto qualcosa, così, perché non ci hanno dato neanche il tempo. Sono stati molto gentili, non ho niente da dire. Mio marito, io l'ho chiamato sopra, ho detto guardi, ci sono in servizio, si trovava anche questa Lucia Quatterone, un'altra. Mio marito dice qualcosa c'è, ho detto c'è la polizia, così, erano in borghese. Ho detto ma noi non abbiamo fatto niente di male, ho detto che cosa volete? Ho detto mi dia documenti, ho chiesto io, documenti, perché vedo 2 agenti in borghese così, e allora loro hanno fatto vedere tutto, dice stia tranquilla signora, dice dov'è ma per quale motivo? Dice così per parlare così, dice stia tranquilla. E allora con la sua macchina, erano in 2, in 3, e noi eravamo nella sua macchina e poi uno di loro col mio marito hanno preso la nostra macchina. Lei è salita nella macchina dei carabinieri? Sì, una macchina, una 1 mi sembra, ha fatto tutta la via Tinea, tutto quanto, siamo andati dentro e non siamo più uscite. Prima mi hanno interrogato me per 3 ore qualcosa che dopo sono stata male. E poi mio marito, siamo usciti di là quasi alle 11. Ma cosa volevano? Senti, si oppone mi hanno il pubblico chiesto... ministero a Come si questo oppone? Sono pubblico ministero. Ma Io certo sono che si stato oppone, zitto perché tutto lei- il tempo. Vogliamo si ha accertare la l'impressione verità. che lei A me stia mi pare facendo che il qui si sta rilevando un processo abuso ai da parte carabinieri di- piuttosto... E se ci risulta che i carabinieri hanno sbagliato, facciamo un processo ai carabinieri. Che cosa hanno sbagliato? Dove hanno sbagliato, avvocato? Prego, non lo so. basta così, Io non avvocato lo so. Libero, si Presidente. accoglie l'opposizione per il modo come è fatta la domanda. E che io manco mi ricordo come l'ho posta. Appunto, non si riponga. Pure si ricorda. Quale fu l'oggetto delle domande dei carabinieri, signore? Va bene, io le rispondo a quello
Mi hanno interrogata per 3 ore, mi hanno fatto delle domande, quanto tempo il dottore Brancato si trovava a casa nostra, se aveva portato qualcuno dentro, qualche ammalato. Basta così, silenzio in aula. E queste cose qui. E noi abbiamo detto sempre, come lo dico ancora adesso, con noi si è comportato bene, io non ho nulla da dire di questo medico, veramente io l'ho rispettato, se lui lavorava in sotto, voleva farci qualcosa, non lo so. Io va bene signora, contenuto nei verbali, mi pare. Abbiamo capito. Senta signora, se lo sa, se lo ricorda, se no non fa niente. Le risulta che il dottore Brancato, per darvi a lei e a suo marito la caparra, dovette fare un prestito in banca? Cosa? Non ho capito. Il dottore, se se lo ricorda, se lo sa, sì. Quando il dottore Brancato vi diede la caparra, ci fu un momento di questa trattativa, un momento in cui vi diede una caparra, sì. No? Quanto fu questa caparra? Se lo ricorda quanto fu? No, mi sembra, se non dico seria, sono 15 milioni. Esatto. Sa per caso se il dottore Brancato dovette fare un prestito in banca per prendere questi 15 milioni? Beh, lui l'ha detto questo. Va bene. Senta signora, durante la trattativa, perché c'era lei, c'era suo marito, c'era questo ragioniere Leonardi, sì. Ricorda se partecipò anche un avvocato civilista? No. Non se lo ricorda? No. Senta, sua figlia Leonora doveva prendere il posto al Comune di Milano? Sì. Mia figlia ha vinto un concorso. Al Comune di Milano? No, sì, è un asilo per i bambini, è la cosa sempre del Comune. Comune di Milano? Sì. A Milano? Sì, Milano. Vicino Ricorda a Milano. se una delle cause per cui vi siete indotti a rivedere questa trattativa fu il fatto che il posto di sua figlia Leonora a Milano era diventato incerto? No. Non se lo ricorda questa? No, assolutamente, non ha niente a che vedere, assolutamente. Nessuna altra domanda? Altri interventi? Il pubblico ministero vuole completare l'esame. Si sente ancora per poco tempo, spero. Sì, prego. Signora, qual è l'importo di ciascuna retta all'epoca in cui venivano queste trattative? Ecco, innanzitutto quanti assistiti, quanti vecchietti erano in carico alla casa di cura? Scusa, la domanda non ho capito. Quanti vecchietti erano in carico alla casa di cura? Quando io ho aperto la casa No, io mi riferisco all'ultimo periodo, il periodo delle trattative. Diciamo sulle 26-27 anziane. Ecco, e la retta mensile di quant'è? A quanto importa? C'erano 2 tipi, diciamo, di retta. Negli ultimi 3-4 anni che c'è stato l'aumento, che una inserviente pensi che prende 1 milione, 1,5 milioni con l'assegno eccetera eccetera, penso un po' cosa potevamo uscire, le contribute, tasse e tutto il resto. 1.100.000, 1,2 milioni pagava quella autosufficiente, quella non autosufficiente 1,250.000, 1,3 milioni, insomma non... Cioè 1,2 milioni e 1,250.000. Sì, i dottori erano pagati. E quanti dipendenti avevate? Non lo so, mio marito lo sa, perché in ufficio queste cose mi diceva a me, non sono cose che riguardano le donne, e allora più persone entravano, mi sembra che c'era la percentuale, ecco, non so, una cosa così avevo capito una volta. I locali erano vostri o... No, noi in affitto pagavamo
6 milioni e qualcosa a mese di affitto. Le fu mai detto, o comunque ebbe modo di capire, o addirittura non se ne parlò, se era intenzione di cambiare la destinazione della casa, o sarebbe rimasta sempre casa? Sempre quella. Sarebbe rimasta sempre casa? Quella. Ecco, nelle trattative per la cessione, il Leonardi era comparso prima, oppure il Leonardi e il Blancato contemporaneamente intendevano? No, è stato il dottor Brancato che ha portato il Leonardi lì a casa nostra a presentarlo, perché questo signor Leonardi gli piaceva di gestire il pensionato con gli anziani, perché era molto amico del dottor Brancato, che le aveva curato il padre. Praticamente aveva una tenerezza, come ci ha fatto capire, come ha raccontato, quindi su dico, queste anziane. sin dal primo momento diciamo, noi l'abbiamo conosciuto per circa un mese e mezzo, il tempo della trattativa. Sì, no, ecco. la mia domanda era questa, dico, interessato all'acquisto della gestione era inizialmente solo il Leonardi, oppure tutte e due, Leonardi e Blancato? Lei ha detto Leonardi mi fu presentato da Blancato, però sì. Voglio sapere... No, prima il dottor Brancato aveva sempre detto che voleva la casa, e poi praticamente giustamente cercava forse qualcuno che lo sovvenzionava, perché Leonardi sta bene, ecco. Ecco, Leonardi sta bene. Perciò... Quindi al momento in cui fu data la caparra, Leonardi era presente anche? Certo. Erano presenti. E lui si è arrabbiato di più del dottore Brancato, quando praticamente mio marito ha detto che c'è stato un ripensamento verso mia moglie e verso gli anziani, e allora lui se l'ha risentito. Io ho sentito critiche un po' con la voce alta in ufficio a porte chiuse, ecco, fra il dottor Brancato e Leonardi assieme a mio marito. Ecco, e i 30 milioni mi pare di capire, perché 15 è il doppio, 30 so milioni... che cosa poi le ha dato, 10, 12 milioni, non so che cosa le ha dato. Ecco, comunque. insomma, quello che... No, dico, quando avete restituito questa caparra? Sì, ha restituito mio marito. E a chi l'ha restituita materialmente? A tutti e due. A tutti e due? A tutti e due, sì, perché io lasciamo perdere... Abbiamo finito, signora. Lasciamo perdere Leonardi, ma io, del dottor Brancato non me l'aspettavo, Va bene, signora, Ecco. questo già l'ha detto. Tutto qua. Presidente, una sola domanda: quanto gli davano al mese al dottore Blancato di compenso? Come? Quanto gli davano al mese di compenso? Non lo so io, lei lo devi chiedere a mio marito. Va bene, sì, grazie signor. Può andare, signora, e l'accompagna il signor Panebianco. Grazie. E sentiamo il marito, come si chiama, Greco? Greco. Buonasera, signora. Dottoressa, scusi, fai il verbale stamattina sempre per rinuncia, viene rinviato alla residenza del pomeriggio, poi viene rinviato a quanto sarà che presenta. La cosa d'archiva, sì. Prossimo testo. Sì, intanto facciamo vedere il testo.
Presidente, mi scusi, Greco non si ascolterà stasera? Ah, ecco, dobbiamo dire qualcosa per s'accomodi. Greco si trova assieme alla moglie e quindi credo che in questo momento non la deve legittimamente impedito, è andato via con l'ambulanza. Sì. E quindi per stasera allora la prego, Presidente, io nomino il mio sostituto processuale, il collega Domenico Giuseppe Fichiera. Sì. Grazie. E il signor? Sono il maresciallo Coco Francesco. Sì, il suo nome, maresciallo? Coco Francesco. Francesco, ed è in servizio dove? Presso il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Catania. Quanti anni ha? 35. Vuole leggere la forma del giuramento. Consapevole delle responsabilità morali e giuridiche che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Pubblico Ministero. Maresciallo, lei ha svolto attività investigative relative alla Super S? Sì, ho partecipato all'effettuazione della verifica fiscale nei confronti della Super S Supermercati. Insieme al maresciallo Rizzo, unitamente al maresciallo Rizzo. Maresciallo, sa le ragioni che hanno determinato la verifica fiscale nei confronti della Super S? Sì, è scaturita da un'operazione che è stata effettuata dai carabinieri relativa a merce proveniente da provenienza da furto. Successivamente siamo stati chiamati per effettuare l'inventario e poi incaricati dall'AG per effettuare la verifica fiscale. Voi avete ricevuto direttive precise al momento di fare la verifica fiscale? Sì, abbiamo ricevuto di effettuare la verifica fiscale, diciamo, e anche si trattava di una verifica, diciamo, diversa dal solito, cioè non le solite verifiche, perché era scaturita proprio da niente, e la verifica fiscale attenzionare determinate situazioni. E ci può dire quali erano specificamente le direttive, quale l'oggetto della vostra attività investigativa, maresciallo? Cioè quella di attenzionare particolari nominativi se, diciamo, si rintracciavano all'interno dei documenti determinati nominativi. Il motivo di attenzionare alcuni nominativi da cosa dipendeva? Era a voi noto il perché questa attività investigativa andava a conglobarsi o a restringersi su punti specifici o su persone specifiche? Non ho capito la domanda. Diceva maresciallo che voi avete attenzionato specificamente una determinata attività o comunque avete ristretto l'oggetto della vostra verifica. No, la verifica fiscale è stata fatta, cioè la verifica fiscale generale, cioè nel guardare le carte sono stati attenzionati determinati nominativi. Ecco, ci può dire quali erano i nominativi attenzionati? I nominativi erano Santa Paola, Mangion, Minniti, cioè questi. Fu voi detto il motivo per cui dovevate attenzionare soltanto determinate persone? No, il comandante ci ha detto di vedere se dalle carte emergevano questi nominativi. E avete rinvenuto carte o documentazioni che acclarassero? È stata rinvenuta una bozza di fideiussione bancaria con allegata una situazione patrimoniale di 4 nominativi: Minniti Giuseppe, Baldanza Roberto, Carastro Antonio e Maimenti Patrizia. Una richiesta di fideiussione, cioè questi dovevano essere fideiussiori, cioè la situazione patrimoniale dei fideiussiori. E poi ci sono stati dei sospesi, cioè sono stati riscontrati anche degli scontrini fiscali su cui scritti sospesi di cassa, e poi anche, se mi ricordo bene, anche c'era una rubrica di sospesi, cioè, e da lì sono stati presi alcuni nominativi, cioè attenzionati. E ricorda quali erano i nominativi attenzionati, maresciallo? C'era Mangion Francesca, Ercolano Maria, e poi
C'era signora Melino, signora Carmelina, è anche segnato, però. Poi altri nominativi? Comunque noi l'abbiamo scritto tutto nelle atti, adesso io tutti i nominativi in questo momento non mi sta... Lei, maresciallo, può, su autorizzazione della Corte, consultare gli atti a sua firma? Sì. Se glieli fa avere. Okay. Maresciallo, se indica la CNR che sta consultando anche per gli avvocati. Devo dire la nota? Sì, sì, in modo che sia... Nota 1656 AG 24052 del 5 novembre 92. Grazie. Ercolano Maria. Devo leggere tutto? Ci stiamo riferendo a che cosa? Ai sospesi? Ai sospesi dovrebbe essere. Sospesi e documenti vari. Perché qui è stata Ercolano Maria e Mangion Francesca per la creazione della ditta Templum di Mangion Francesca con sede in Tremestieri. E questa documentazione cosa riguardava esattamente? È stata rinvenuta seguendo documentazione dell'ufficio del dottor Caponetta Anastasio, è stato possibile la fattura numero 39 emessa in data fattura numero 39 emessa in data 9/12/1991 dalla ditta Grafica e Luca di Marcello Sciuto con sede in Catania via Spadaccini 12 nei confronti della ditta Templum di Maria Ercolano. Fattura numero 1 emessa in data 15/1/92 dalla ditta Grafica e Luca di Marcello Sciuto con sede in Catania via Spadaccini 12 nei confronti della ditta Templum di Maria Ercolano. Numero 2 ricevute di conto corrente postale eseguiti da Ercolano Maria in data 26/10/91 nei confronti della Camera dell'Industria dell'Artigianato e del Commercio di Catania e concessioni governative Regione Siciliana a Roma. Ricevuta di versamento del 21/92 alla Camera di Commercio di Catania effettuato da Ercolano Maria. Numero 2 ricevute di versamento del 23/1992 alla Camera di Commercio di Catania effettuato da Templum di Mangion Francesca. Certificato camerale rilasciato in data 26/3/92 alla ditta Templum di Mangion Francesca. Lettera del 25/6/1992 intestata a Grafi Service. Più lentamente, non riesce a seguirla. Sì. Scusi. Lettera del 25/6/1992 intestata Grafi Service Advertising diretta al dottor Caponnetto per promozione Templum Superessa. Bozza di messaggio pubblicitario manoscritto da Caponnetto Anastasio per la promozione di cui sopra. Fattura... Ascolti maresciallo. Allora, attenzioniamo, voi avete attenzionato i sospesi. Sì. Ci può riferire in merito a cosa avete potuto accertare? Allora, tra i sospesi sono stati rinvenuti numero 4 scontrini fiscali per il lire 1.010.000 emessi con il registratore di cassa della Superesse, sui quali risulta iscritto signora Carmelina, che presumibilmente si riferisce a Minniti Carmela Felicia.